Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Siamo su F1 2013 ragazzi, sono pieno di raffreddore, tosse e mal di gola, quindi sto proprio bene, quindi faccio un po' fatica a commentare, ma ci siamo lo stesso. Yas Marina, Gran Premio di Abu Dhabi, sesto posto in griglia che non mi soddisfa pienamente, Sebastiano secondo, Alfonsino pole position. Siamo messi bene per il mondiale, però stiamo tranquilli perché basta un attimo e perdi tutto. Chiaramente previsto il sole. Andiamo ragazzi, anche se il comandone è un po' acciaccato. Vai ragazzi, Gran Premio di Abu Dhabi, gara importantissima. L'importante è non perdere tanti punti dal Bibitaro Vettel. Vai partenza, stiamo attenti, sandwich per Comendiano tra le due Mercedes. Bravo Come, bravo Pulito. Bravo Rosberg, qua bel sorpasso di Rosbiff. Grande Comendone. E adesso Alonso mi deve rallentare Vettel. Bravo Alonso, gioco di squadra perfetto. Dai Comendone. Attenzione Vettel, prova a superare Alfonso. E il Comendone ci prova ma è un po' esagerato. Però supero Vettel, cazzo, grandissimo veneziano. Dai ragazzi, mi scuso per la tosse, il mal di gola, il raffreddore, fioi. Sarà un commento un po' alla cazzo, ma va bene lo stesso, dai. L'importante è battere Bibitaro. Dai, andiamocene da Alonso, tentiamo, da Vettel, tentiamo la doppietta. Brutta. Grande Vettel che mi sorpassa qua, gran sorpasso di Vettel, ma il Comendone chiude la porta, ma ancora Vettel all'esterno. Mamma mia. Qua ho fatto veramente manovra al limite, ma per fortuna non è successo niente. Alonso se ne sta andando. Dai Come, dai che lo possiamo recuperare Alonso. Bravo Come, dai. Dai, cominciamo ad avere un piccolo vantaggio sul Seba. Madonna che do coglioni sto raffreddamento. Mamma mia, sto assetto che ho fatto è veramente pazzo, Alonso ha un bel passo, Se stiamo davanti a Vettel anche oggi le possibilità di vittoria sono tantissime, raga. Bravo Come. Ecco, se guidiamo in maniera pulita possiamo vincere. Ti consigliamo di selezionare la modalità carburante 2 in questa fase. Ok. Pensiamo che non ci sarà pioggia per tutta la durata della gara. Buon giro, dai, buon giro. Vettel è vicino però, Seba è vicino.
Attenzione Vettel, mi supera, non so come mi supera. Concentrati, puoi riprenderti quel Contro sorpasso di Comendiano, bravo Come. Fernando è di fronte a te. Buono, buono, buono. Alonso bel passo però, Nessun ritiro. I pneumatici della vettura dietro di te sono molto meno usurati dei nostri. Che bella Cercare notizia. di mantenere questo distacco il più a lungo possibile. Che bella notizia che mi ha dato. Vedi che però Vettel è in bagarre, deve lottare con un altro e qua godo. Occhio, bravo. Dai Come. Ho bisogno del supporto comediano, ragazzi. Cerco di commentare proprio nello stato indispensabile, ragazzi, perché veramente ho una grattugia al posto della gola. Vai Come, dai. Altro giro completato, Vettel né vicino né lontano. Primo ritiro intanto. Si fermerà ai box fra 3 giri. Primo ritiro. Mamma che rischio qua. Brutta curva Come. Molto male qua, molto male. Infatti Vettel ha recuperato molto. È importante sta gara, devo stare davanti a Vettel. È fondamentale stare davanti. Dai Come, dai. Ottimo lavoro. Bravo Come. Sono concentratissimo, ragazzi. Vettel è veramente vicinissimo. Bravo Come, dai. Devo usare un po' più il KERS però. Fernando ti rifila un secondo al giro. Che bello, Che belle notizie. Notizie meravigliose in casa Ferrari. Porca puttana, Alonso se ne sta andando e Vettel è vicino. Dai, concentriamoci, dai. I pneumatici sono molto usurati. Oh, Nofio, il bello della diretta, meno male che ho comprato le batterie. Il bello della diretta, intanto pubblicità, Campari Soda, la 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 la. Pubblicità, passa Wind, passa Vodafone, la 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 la, la 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 la. Tornare ai box per sostituirli. Siamo tornati dopo il piccolo stacco pubblicitario. Ma porca mignotta. Box. Alla prossima sosta monteremo pneumatici. Box. Purtroppo devo andare ai box prima del previsto. Ragazzi, le gomme sono distrutte. Le gomme sono massacrate. Guarda che roba. Intanto Hamilton ha superato Vettel, è bene la bagarre del controller, ci sta tutto, ragazzi. Per poco andavo fuori anch'io.
Mamma mia. Devo tenere la posizione assolutamente. Bravo Kume, dai, tieni duro, tieni duro, tieni duro. Box, box, box. Mamma mia ragazzi, Colin McRae Kume. Dai fioi, dai fioi. E adesso dobbiamo fare la remontata. Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. Vai di remontata. Non sono previste altre toste ai box, cerca di preservare i pneumatici. Bravo Kume. La gestione del carburante durante la corsa è stata eccellente, ottimo lavoro. Ok. Quella manovra era irregolare, restituisci la posizione. Vai Kumendon, adesso dobbiamo tirare come dei pazzi. Davanti a te in modalità risparmio carburante, i suoi tempi sul giro potrebbero risentirne. Bravo Kume. Adesso dobbiamo tirare come degli animali, fioi. Vai venezianone, vai. Sono concentratissimo ragazzi, la concentrazione è veramente totale perché qua ci giochiamo tanto, Devo non perdere la posizione su Vettel. E taglio curva, ma dove va a cagare? Vai, 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 vai. Ai box in questo momento. Fai attenzione ai piloti in uscita dalla pit lane. Grandissimo Kumendone, grandissimo. Davanti a Vettel. Fernando è davanti a te di 4 posizioni. Pieno di traffico Vettel, godo, godimento puro. Vettel veramente si è beccato un traffico incredibile. E il Kume ne ha approfittato. Vai, vai, cazzo, dai, vai, guarda Vettel. È in mezzo alla bagarre. Scusate ragazzi, il telefono, porca puttana. Eccoci qua ragazzi, mi sono preso anche una caramella alla menta super fresca così. Adesso commentare un po' meglio. Dai, siamo messi benissimo ragazzi, siamo messi benissimo. Il distacco da Grosjean è di soli 5 secondi, puoi farcela. Va bene. Poi me ne deve ancora andare ai box teoricamente, no? Dai ragazzi, dai. Tutti insieme per un sogno, chiamato titolo mondiale. C'è del pilota che ti precede. Sorpassalo. Bravo Kume, bravo, bravo, bravo. Non è rimasto molto carburante, tieni d'occhio il livello nei prossimi giri. Ok. La vettura alle tue spalle dispone di pneumatici a mescolatura. E siamo secondi, Vettel è settimo ragazzi. Vettel finirà quarto teoricamente, secondo i calcoli. Alonso a 10 secondi, Alonso ha vinto ormai, Alonso ha vinto.
Adesso ragazzi, no, Alonso, se ciao Fioi, Vettel è quarto. Ok, Fioi è quarto. È tutto nelle nostre mani ragazzi, non dobbiamo sbagliare. Possiamo andare tranquilli, rilassati. Sì, non troppo perché Gigione è vicino. Però ci possiamo prendere il secondo posto, il primo ormai è possibile. Ah, che fresco sta caramella ragazzi, che fresco. Adesso speriamo che i pneumatici devono tenere assolutamente, raga. Aia, no, ste robe come... Ottimo, i tempi sono buoni, stai tenendo un ottimo passo gara. La vettura dietro di te ha il motore impostato sulla potenza standard. Ok, vecchio. Dai come non quinto, Vettel, quinto. Vettel è stato sfigato stavolta, Si è beccato tutto il traffico. I pneumatici sono insomma. Mancano ancora tanti giri purtroppo. Dobbiamo stare tranquilli. Dobbiamo stare tranquilli e gestire la situazione. Perché voglio riportare il mondiale a Maranello, cazzo, con un pilota italiano. Un altro ritiro intanto, 20 macchine. No, come basta che rischi la penalità qua, meno male. Quinto sempre Vettel. Ho recuperato qualcosa da Alonso però. Giro record per Gigione ragazzi, giro record per Gigione. Dai, non l'ho tagliata però, cazzo. Sto cercando di prendere il limite per recuperare su Alonso, ma rischio più le penalità che altro. Che do coglioni, oh. Dai ragazzi, dai. Pensavo di fare meglio, visto che l'altro anno avevo vinto con la Sauber, ma questo vuol dire che ogni gara fa storia a sé, ed è una cosa bellissima. Ogni gara è una storia a sé. Mamma che rischio. Dai ragazzi, dai. Dai, come, dai. Ma che cazzo ha? Le gomme sono già messe non benissimo. Infatti si sta avvicinando tantissimo Hamilton. Ai ai ai, ai ai ai. Già problemi di gomme, bene, bella notizia.
Notizie meravigliose in casa Ferrari. Porca puttanona. Giro record di Webber. Stiamo calmi però perché manca ancora tanto. E Gigione è bello vicino adesso. Gigione è bello vicino. Maledetto Gigi. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungerti. Dai, come? Dai, concentration, concentration. La concentrazione è veramente totale adesso, un errore e perdo le posizioni. Maledette gomme proprio. Comunque Vettel è in difficoltà, ragazzi, in questo finale di mondiale. Godo, io godo. Siamo più lenti perché... Sesto posto per Vettel, Un secondo al giro. Le gomme non ci sono più, ragazzi. 3 giri al termine. Dai, come resisti, resisti. Resisti, come resisti. Devi resistere, come. A tutti i costi. Bravo, 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 bravo. Concentration, concentration. Il vantaggio sulla vettura alle tue spalle è di un solo secondo, fai attenzione. Va bene, vecchio. Bravo Kume, dai. Mamma mia, ragazzi. Mancano 2 giri ormai. Stiamo tenendo veramente con le unghie e con i denti. 2 laps, 2 laps. Vettel è sesto, se teniamo questa posizione il mondiale è quasi in tasca. Dai, comandone, tutto negli ultimi 2 giri, ragazzi. No, lungo, 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 invece no, bravo, come. Tante madonne, ha rischiato anche di andare fuori. Vabbè, ragazzi. Vabbè. Purtroppo o metto il beep o devo censurare perché non si fa. Certe parole è meglio non registrarle. Io mi scuso, ragazzi. Ecco, vai. Anche qua ci sta, però. Mettigli pressione, potrebbe commettere un errore. Non ho più le gomme, ragazzi. Non ho più le gomme. Non ho più le gomme. Puttana merda schifosa. Ladra. Puttana merda. Sei 2 posizioni dietro a Fernando in questo momento. Siamo messi in merda, ragazzi. Non ho più le gomme. La. Va la Vettel, che culo di merda, è quarto, non ci credo.
Vai a fare in culo, merdaccia umana, schifosa, stronzo. Non ascoltate il commenda, nel senso, ste parole qua non dovete sentirle. Ma porca puttana, va a cagare, dai. Mi girano le palle, cioè vaffanbrodo, l'ultimo giro. Mi supera Vettel adesso, sicuro che mi supera. Vince Alfonso intanto. Dai, stiamo davanti al bibitaro di merda. Occhio, no, le ultime curve. Raga, un saluto del commendone veneziano. Il mondiale è ancora nelle nostre mani. Ciao! Vaffanculo, bibita, rus de merda. E anche il primo. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.